Una necropoli sul Colle di San Giusto, scoperti 4 scheletri, uno completo, 3 parziali durante lo scavo archeologico preventivo in vista della riqualificazione del piazzale. Lavori del tram di Opicina da rifare, lo dirà il nuovo regolamento in arrivo del gruppo di esperti che preverrà il comune di Trieste entro un mese. Una sessantenne è stata investita sulle strisce pedonali dal furgone in via Roma, ferita e ricoverata all'ospedale. Il traffico del centro di Trieste in tilt per un'ora. E a Trieste si sono superati i livelli di biossido di azoto nell'aria, è la denuncia di Legambiente che ha presentato un monitoraggio in 19 punti della città. È stato rinviato a luglio il raddoppio delle tasse sulle merci nei porti di Trieste e Monfalcone, via il confronto con gli addetti ai lavori per trovare un accordo. Costa Crociere cerca 45 nuovi addetti in Friuli Venezia Giulia, tra addetti all'accoglienza, consulenti di vendita e tecnici, audio, video e luci. Un orso con cucciolo è stata avvistata ripetutamente sul Carso sloveno. La polizia di Capodistria allerta: state distanti dall'animale in caso di un incontro nei boschi. Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. 4 scheletri umani, uno completo e 3 parziali sono stati scoperti nel piazzale di San Giusto a Trieste nel corso degli scavi della ditta Archeotest, un'opera preventiva finanziata dal comune in vista della ripavimentazione della piazza stessa antistante la cattedrale. Ma ci racconta tutto Marco Stabile. Scheletri ritrovati all'ombra del melon. No, non è una battuta, ma quello che effettivamente è stato ritrovato dalla ditta Archeotest dell'archeologo Riavez, che è qui con noi, nel corso di una serie di scavi preventivi realizzati sul sedime di San Giusto in vista del futuro realizzo da parte del comune di Trieste della nuova pavimentazione della piazza. Scavi realizzati ovviamente in collaborazione con Sovrintendenza e Comune di Trieste. 4 scheletri, uno completo? Sì, tutti gli scheletri sono sconvolti da interventi recenti che si collocano più o meno tra il 1600 e il 1700 e che hanno determinato uno sconvolgimento della superficie della piazza. Gli scheletri quindi sono danneggiati, uno è parzialmente integro, mancano le gambe purtroppo, e altri scheletri sono conservati solo parzialmente. Si collocano tendenzialmente, adesso dobbiamo ancora lavorare un po' sul quadro delle datazioni, però possono collocarsi in un periodo che va tra l'epoca tardo-antica e l'alto medioevo e sono impostati al di sopra di una superficie di marna ributtata che conserva delle tracce di tagli che molto probabilmente sono interventi di spoglio di strutture monumentali di epoca romana che pure in questa zona dovevano esserci. L'esistenza di necropoli tardo-antiche e alto-medievali in questa zona non era sinora documentata. Effettivamente anche in altri scavi che abbiamo fatto attorno zone cimiteriali non le abbiamo sinora individuate, quindi è un dato nuovo e interessante. Quindi anche una scoperta importante. Sì. E ora dobbiamo andare avanti con l'indagine e finire lo scavo degli inumati sostanzialmente, che verranno trattati da un'antropologa che collabora con noi, e questo per ottenere il maggior numero possibile di informazioni circa l'età, il sesso, eventuali patologie e via dicendo. E proseguiremo poi con lo scavo in profondità, quindi al di sotto di questi livelli di marna riportata, che comunque è materiale antropizzato, nel senso che al suo interno ci sono frammenti di laterizio, frammentini di ceramica, perché un obiettivo interessante sarà anche quello di verificare l'eventuale presenza di elementi riferibili all'insediamento preromano, quindi al castelliere protostorico, che abbiamo individuato in scavi precedenti a poca distanza, quindi nell'area antistante il ricreatorio Totti. E inizio giugno sarà definito un nuovo documento d'esercizio per il tram di Opicina. Solo successivamente si potrà capire se serviranno nuovi lavori sulla linea oppure no. Oggi, durante la 4ª commissione consigliare, è stato fatto il punto sull'iter di riavvio del tram di Opicina. Bernardo Gulotta.
Tram di Opicina, ripartenza delle carrozze, esecuzione di ulteriori lavori vari ed eventuali. Oggi durante la commissione quarta è stato fatto il punto della situazione. Allo stato attuale il gruppo di lavoro costituito da Ansfisa, Ferrovie dello Stato, Regione, Trieste Trasporti e Comune sta completando la redazione delle linee guida per la gestione d'esercizio e la manutenzione delle linee tranviarie a scartamento ridotto, ovvero il tram. Delle 8 schede tecniche circa che dovrebbero comporre il documento ne sono arrivate 4, frutto di 6 incontri via web fra i componenti del gruppo di lavoro e una prova di trazione che ha movimentato le carrozze nelle scorse settimane. Le linee d'esercizio saranno la Bibbia del tram, dove saranno inseriti tutti i dettagli imprescindibili per la corretta gestione del servizio. Queste schede sono costituite essenzialmente da prescrizioni di natura tecnica che riguardano le modalità con cui devono essere valutate, misurate e realizzate in funzione delle tolleranze ammissibili lo scartamento, le sopraelevazioni, le fermate, la dimensione, la tipologia delle traverse. La richiesta di tale documento è arrivata tra fine settembre e inizio ottobre del 2023 da parte di Ansfisa, dopo l'esecuzione dei lavori dettati dalle normative vigenti operate del Comune, conclusi, collaudati e oggetto di sopralluoghi tecnici. La stessa Ansfisa, nell'agosto dello scorso anno, dopo il fine lavori, aveva notificato al Comune che in alcuni punti non sussistevano le corrette conformità di scartamento, di sghembo e sopraelevazione. Si tratta di 12 punti in cui per questione di millimetri si sforavano le previsioni progettuali della tolleranza ammissibile rispetto alle normative ferroviarie, quelle utilizzate come riferimento. Va da sé che dal municipio erano pronti a intervenire, non fosse poi per la successiva scelta di Ansfisa della redazione del documento d'esercizio specifico ora in corso, per elevare ancor più i livelli di sicurezza. Ecco perché il Comune non è intervenuto su questi scarti, perché c'è la possibilità che il nuovo regolamento andrà a decretare che in realtà i lavori eseguiti rientrino sotto normativa. Quindi, per chiudere, a inizio giugno dovrebbero arrivare tutte le schede tecniche dal gruppo di lavoro congiunto, che diranno se le opere già realizzate andranno bene oppure no. Solo in quel momento si valuterà la necessità di ulteriori interventi, che non sono esclusi, ma neanche necessari, forse, in base alle nuove tolleranze. Allo stato attuale la previsione di concludere queste attività del gruppo di lavoro sarà grosso modo, credo, ancora un paio di riunioni che potrebbero concludersi, ovviamente dipende dalla convocazione che viene fatta direttamente da Ansfisa, penso per o fine maggio o metà giugno. Investimento sulle strisce pedonali in via Roma attorno alle 13:30 nel centro di Trieste, ferita ma in modo non grave la vittima di 60 anni. Una sessantenne triestina è stata investita sulle strisce pedonali all'angolo fra via Roma e via Valdirivo nel centro di Trieste. È successo poco dopo le 13:30. La donna non è stata notata dall'autista di un furgone che l'ha centrata in pieno. Ancora non è chiaro però se stesse attraversando la strada con il semaforo verde o meno. Ad ogni modo la vittima dell'investimento è stata soccorsa dal 118 e trasferita in codice giallo in ambulanza all'ospedale di Cattinara. Ha riportato un trauma cranico e delle lesioni a livello addominale, giudicate comunque non gravi da parte dei sanitari. Il sinistro ha reso necessaria la temporanea chiusura della strada in direzione Ponte Rosso, con il traffico deviato in direzione Rive per oltre mezz'ora e conseguenti intasamento di tutte le arterie circostanti e di Corso Italia, dove i veicoli si sono riversati una volta compiuto il giro lungo sul waterfront cittadino. La situazione è rientrata nella normalità poco dopo le 15. Il raddoppio delle tasse sulle merci in arrivo nei porti di Trieste e Monfalcone, rinviato nell'applicazione pratica al 1° di luglio, sarà oggetto di un confronto fra autorità portuale e gli operatori del settore. Un tavolo di lavoro per monitorare gli effetti del raddoppio delle tasse sulle merci in vigore nei porti di Trieste e Monfalcone, in modo da valutarne gli effetti ed aggiustare il tiro. È quanto ha messo in moto l'autorità portuale per ovviare al malcontento degli spedizionieri in parallelo alla sospensione della misura per 2 mesi. Al momento, infatti, entrerebbe in vigore dal 1° di luglio. Il problema chiave è questo: l'incremento non si applica sul contenitore che effettua il trasporto, ma sulla merce. Dunque, diverse categorie, container piuttosto che semirimorchi ro-ro, potrebbero subire conseguenze diverse sui propri traffici a seguito appunto dell'aumento. L'incremento del 140% rispetto a quanto richiesto finora ha ripercussioni più pesanti soprattutto sul porto di Monfalcone, dove il comparto delle rinfuse rischia di essere più penalizzato rispetto a altri settori merceologici. Ecco perché è probabile che si arrivi a una soluzione di compromesso con gli operatori. La misura, così come prevista ora, dovrebbe produrre un aumento di introiti di poco inferiore
superi i 3 milioni di euro l'anno, utili a tenere in sicurezza il bilancio dell'Authority e nel contempo finanziare le manutenzioni infrastrutturali nei due porti. Le tasse nello scalo triestino non vengono toccate da 9 anni. Con l'aumento, stando al presidente Zeno D'Agostino, verrebbero portate a circa metà degli altri scali. Le prime proiezioni parlano di un aumento medio di circa 7 euro a container, ma resta da capire quali decisioni potranno essere prese a seguito del confronto con gli operatori nel prossimo mese. I valori di diossido di azoto nella città di Trieste hanno superato la soglia limite, lo rileva uno studio di Legambiente. Andiamo dai 3 microgrammi per metro cubo di sgonico a circa 80 microgrammi per metro cubo in via del Molino a Vento. Quindi ci sono alcune zone della città, alcune vie, dove effettivamente il valore di biossido di azoto supera ampiamente il limite ammesso, il limite consentito, che è di 40 microgrammi per metro cubo. In molti casi siamo sui 60 o addirittura 70, come è successo in via del Molino a Vento. In diverse zone di Trieste il valore limite annuale di 40 microgrammi per metro cubo di biossido di azoto, gas inquinante diffuso nell'aria in seguito ai processi di combustione, viene superato. È la conclusione a cui giunge Legambiente Trieste, che oggi ha presentato i risultati di una campagna di Citizen Science, durante la quale è stata monitorata la presenza di biossido di azoto nell'aria per 2 settimane durante il mese di marzo. È stato valutato che la maggior parte del biossido di azoto viene dalla mobilità, quindi dal traffico urbano, e sempre in sede europea è stato calcolato che più o meno nelle 40 principali città europee si potrebbe ottenere un abbattimento del 40% del NO2 intervenendo in maniera opportuna sulla regolamentazione del traffico. La campagna è stata promossa mediante 19 espositori passivi detti radielli, sistemati in varie zone della città. Il biossido di azoto presente nell'aria diffonde naturalmente all'interno di questi cilindri e viene catturato da questa sostanza chimica. Successivamente in laboratorio questi cilindri vengono immersi in acqua e quindi questa immersione, unita ad un'agitazione piuttosto vigorosa, permette la liberazione del biossido di azoto. La soluzione di partenza è incolore, dopo la reazione chimica si ottiene una colorazione rosa. Questa colorazione è direttamente proporzionale alla quantità di ione nitrito e quindi di biossido di azoto presente nell'acqua, e di conseguenza si ottengono appunto i risultati finali, cioè quella che è la concentrazione del biossido di azoto nell'aria. Costa Crociere a caccia di 45 nuovi addetti in Friuli Venezia Giulia. Aperte le candidature. In Friuli Venezia Giulia, Costa Crociere cerca addetti all'accoglienza, consulenti di vendita e tecnici luci, suono e video. 45 assunzioni in tutto per lavorare a bordo delle navi della flotta. L'iniziativa è stata presentata oggi a Trieste. I candidati saranno selezionati con il supporto dei centri per l'impiego regionali. Il 29 maggio sono previste le prove scritte, a seguire quelle orali in modalità online. Il 5-6 giugno a Trieste sono in programma i colloqui e le prove pratiche. Chi supererà le selezioni sarà ammesso ai corsi di formazione gratuita organizzati dalla Regione in collaborazione con ENAIP FVG. Le candidature vanno presentate entro il 22 maggio sul portale della Regione. Tra i requisiti richiesti un titolo di studio pari al diploma e la conoscenza della lingua inglese. I dirigenti di Costa Crociere hanno ricordato che in Regione dal 2017, grazie alla formula vincente dei corsi di formazione gratuiti finalizzati all'assunzione, sono state formate circa 350 persone, delle quali il 97% è stato poi assunto per lavorare a bordo delle navi Costa. Questa sera torna a Ring con Ferdinando Avarino alle 21:10. Ecco i suoi ospiti: Alessandra Richetti, Movimento 5 Stelle, Giovanni Barbo del Partito Democratico, Mirko Martini di Noi Moderati, Paolo Perini di Fratelli d'Italia, Arturo Governa di Azione e Ugo Rossi, candidato Libertà.
È stato avvistato più volte un orso con i cuccioli nel Carso sloveno. È successo ieri, giovedì 9 maggio, nella zona tra Piuca e Ilirska Bistrizza. Il primo avvistamento poco prima delle 16, quando un cittadino ha avvisato la polizia di Capodistria, sostenendo di aver visto vicino al villaggio di Mala Pristava l'orso. La polizia ha controllato la zona, ma non ha rintracciato l'animale. Poco dopo le 20:30 invece un'altra persona ha informato la centrale che nella stessa località era stato nuovamente avvistato sulla strada un orso con un cucciolo. Anche questa volta l'ispezione della polizia non ha rilevato la presenza dell'animale, ma la notizia è arrivata anche ad alcuni cacciatori che hanno quindi ispezionato la zona. In considerazione delle tante segnalazioni, la polizia ha diramato una nota raccomandando a tutti i residenti della zona e agli escursionisti di prestare attenzione quando si cammina nella natura e di tenersi a distanza qualora si incontrino gli orsi, in particolare le mamme con i cuccioli, che possono essere maggiormente aggressive in ragione dell'istinto protettivo. 120 centauri hanno invaso oggi piazza Ponte Rosso a Trieste in occasione del 38esimo raduno del Biker Fest International, che si tiene ovviamente anche quest'anno a Lignano, ma una trasferta triestina quest'oggi in piazza Ponte Rosso. Vediamo. È iniziata ieri la 4 giorni della 38esima edizione del Biker Fest International, il più grande raduno di motociclisti d'Europa. I centauri anche quest'anno hanno invaso Lignano Sabbiadoro con 65.000 moto. Oggi 120 motociclisti provenienti da vari paesi europei e diverse regioni italiane hanno fatto tappa a Trieste. Domenica la giornata conclusiva della Kermesse. Sì, veniamo da Lignano, abbiamo lasciati tanti là perché qua non li riuscivamo a portare tutti qua. Saremo 120 se li ho contati su giusti su una rotonda, però sono austriaci, Germania, Svizzera, dove ancora? Francia? Sì. Francia e tanti lombardi. Molte soddisfazioni anche se ci hanno aiutato quelli della moto emergenza di Udine. Siamo noi del Motoclub Morena che facciamo molte di queste attività, che prossima settimana abbiamo anche un motoraduno piccolino ad Aquilea. E nel frattempo ci dedichiamo anche al far capire a tanta gente che questo mondo della moto è un mondo stupendo. Il primo raduno ci troviamo benissimo, speriamo che domani ancora ci divertiamo di più. Tempo bellissimo e speriamo che va bene anche domani. Insomma, portare la moto addirittura dalla Sicilia, immagino, vista la bandiera. Diciamo, ho accorciato un pochettino, vivo a Bergamo. Però porto sempre di tricolore con me, proprio di spensieratezza e stare insieme con tante persone che non conosci ed essere tutti uguali, tutti assieme, senza per forza con degli amici. Io sono venuto da solo e quindi qui ho trovato altri compaesani, altri amici, proprio un divertimento e una libertà che non è indescrivibile. Noi siamo extracomunitari, però ci piace molto venire in Italia, specialmente a questo raduno, dove abbiamo una fratellanza che è incredibile e siamo venuti in tanti dalla Svizzera. Sicuramente per l'anno prossimo sarà ancora un successo maggiore. Pertanto ringrazio l'Italia, ringrazio Lignano, ringrazio Biker Fest e tutta l'organizzazione. Grazie ragazzi, grazie. Bene, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ma torniamo fra poco con altre notizie e servizi. State con noi. Ed è iniziata la 3 giorni per la Dunata Nazionale degli Alpini a Vicenza. Domenica ovviamente il momento clou con la vera e propria sfilata, e proprio domenica a partire dalle 7 Tele4 trasmetterà in diretta la Dunata Nazionale degli Alpini di Vicenza. Il punto sulle penne nere in partenza da Trieste. 3, 2, 1, Tutto pronto per questa 95esima Dunata? Quali sono le emozioni che provate in questi contesti? Quindi io mi sono congedato dal servizio militare nel 1970, sono socio dell'Associazione Nazionale Alpini dal congedo e ho fatto più o meno una quarantina di adunate, ho partecipato a una quarantina di adunate, e quella che ricordo con più piacere è quella di Trieste, perché siamo stati protagonisti della Dunata nazionale, e Trieste, benché sia una sezione così piccola,
è la sezione italiana che ha organizzato più adunate di tutte le altre sezioni. Ne abbiamo fatte 6 e speriamo di farne 7 quanto prima. E la adunata si ripete ogni volta, ma ogni volta è una sensazione diversa, perché hai la possibilità di rivedere i compagni con cui hai fatto il servizio militare in quel periodo, di incontrare ancora quei reduci che sono la gloria e il vanto della nostra sezione e soprattutto la cittadinanza che ogni volta risponde veramente con affetto alla nostra adunata nazionale. Quindi partecipare, magari sai, passano gli anni, dici quest'anno non ci vado, sono troppo vecchio, e poi all'ultimo momento dici no, devo andare perché è una questione anche quasi d'onore andare all'adunata nazionale. Vediamo allora le prossime immagini, la pulizia del fondale marino di Barcola come esempio di tutela del patrimonio ambientale. Questo è il senso dell'iniziativa Eco Esploratori che ha visto protagonisti una trentina di bambini dell'Istituto Comunale dell'Infanzia La Scuola del Sole. Per il gruppo di bimbi si è trattato di un'esperienza partecipata realizzata in collaborazione con i subacquei di Deep Blue Dive che hanno raccolto i rifiuti individuati sul fondale della Riviera Triestina. Ai piccoli, istruiti da educatori e operatori di Mare Nord-Est, il compito di differenziare in modo corretto il materiale pescato. I bambini hanno un compito fondamentale, quello di insegnare agli adulti i principali valori dell'educazione ambientale che non hanno potuto ricevere quando erano piccoli. Così l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro. Il progetto inserito fra le iniziative della giornata marittima europea ha visto il coinvolgimento anche di Europe Direct Trieste, il centro di informazione gestito dal Comune di Trieste in convenzione con la Direzione Generale Comunicazione della Commissione Europea. È stata presentata la Rosso Corri Trieste 2024 che è giunta alla sua 21esima edizione che quest'anno batterà la rinnovata viabilità proprio del Porto Vecchio. A organizzare l'evento la SD Promoran che anche quest'anno sostiene il Burlo Garofalo. Battere a piedi o di corsa il Porto Vecchio, facendo del bene al Burlo Garofalo, mettendosi alla prova in una gara ufficiale sui 10 km, ma anche intraprendere lo stesso percorso chiacchierando portandosi dietro il cane. C'è un po' di tutto questo alla 21esima edizione della Rosso Corri Trieste e Rosso di Sera Family Run, gli eventi organizzati dalla ASD Promoran assieme al Comune di Trieste, alla Regione Friuli Venezia Giulia e all'azienda Rosso, recentemente impegnata nei lavori di manutenzione del Porto Vecchio. Venerdì 17 maggio alle ore 19 ci sarà la Rosso di Sera Family Run, una gara aperta a tutti per le famiglie, 3 km all'interno del Porto Vecchio, un Porto Vecchio completamente riqualificato, ristrutturato, che vi invitiamo a venire a scoprire per chi non l'avesse ancora mai visto, oppure a riscoprire per tutti quei triestini che già lo conoscevano ma probabilmente non l'hanno visto riqualificato e rimodernato. Invece domenica 19 maggio l'appuntamento è con la tradizionale Corri Trieste, che da quest'anno è Rosso Corri Trieste grazie alla partnership con Rosso Costruzioni, che ha riqualificato in parte quello che è la zona del tracciato della gara, quindi il Porto Vecchio. Appuntamento, come dicevo, con la 10K competitiva e la 10 non competitiva, partenza ore 9, Porto Vecchio, tra magazzino 27 e magazzino 28. Saranno presenti atleti di livello, come annuncia il direttore tecnico della manifestazione, l'ex atleta azzurro Michele Gamba. 10K, il circuito è sempre in Porto Vecchio, ci saranno 3 giri da compiere da 3,3 km. Ci saranno presenti dei top runner e avremo una gara sia maschile che femminile di livello. Sarà presente la vincitrice della passata edizione, la Gitonga, che ha corso in 31 e 34 e 10.000 l'anno scorso, che vuol dire la media di 3,7 al chilometro, e Al-Sassa, che è un etiope che ha vinto l'anno scorso in 28 e 47. Sia nella gara maschile che nella gara femminile sarà una gara a vincente. Nella gara femminile ci sarà presente anche la croata Marta Lapov, che è stata vice campionessa europea di maratona nel 2022 a Monaco. L'evento sposa la solidarietà verso la Fondazione Burlo Garofalo con l'obiettivo di sostenere la ricerca scientifica, acquistare macchinari, promuovere eventi divulgativi di educazione sanitaria per bambini e adulti. Tutti i ricavati degli introiti economici per iscrizioni andranno alla Fondazione Burlo Garofalo. Ed è tutto per quanto riguarda il telegiornale di Tele4, un grazie per averci seguito e vi lascio alla trasmissione Tisane, Unguenti e Cachet. Buon proseguimento.